In Veneto l'affluenza è stata leggermente superiore a quella nazionale e così nella Marca il 26,86% contro il 20,9%, ma sui referendum la sostanza non cambia, il quorum è rimasto ben lontano. Si sia trattato di disinteresse o che la giornata invitava ad andare al mare o di un chiaro messaggio che si è inteso dare, gli elettori hanno rispedito alla politica il compito di prendere provvedimenti per rendere la giustizia più efficiente. Erano molto difficili da spiegare questi referendum abrogativi e quindi molti cittadini si sono proprio disimpegnati dal fatto di andarli a votare. Le materie erano abbastanza complesse perché logicamente il tema giustizia sono materie abbastanza complesse, quindi era difficile su un referendum come questi riuscire a portare la gente al voto in un periodo come questo. Dove c'erano le comunali in realtà l'affluenza è stata molto più alta, dove ovviamente non c'erano le comunali, l'affluenza si è abbassata notevolmente. Siamo di fronte all'affluenza più bassa nella storia del referendum. Questo succede quando un istituto democratico importante come appunto il referendum viene piegato a fini strumentali, di mera propaganda. Qui c'è una forza politica, c'è un leader che si sono intestati la campagna referendaria e hanno raccolto molto meno di quello che poteva essere addirittura il loro elettorato. Pur se il referendum è nullo, le schede scrutinate hanno visto una vittoria netta dei sì, che nel caso del quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati hanno raggiunto addirittura l'80%. Uno dei dati, secondo me, che questo referendum voleva dire è che è mettere un punto preciso sulla separazione dei poteri dello Stato. Noi abbiamo avuto per anni, e questo è il vero problema, il potere giudiziario che si è occupato di politica. E anche se il referendum non ha dato esito, quindi la riforma della giustizia rimane prioritaria e non solo perché l'Europa ha vincolato anche a questo passaggio l'elargizione dei fondi del PNRR. Siamo perfettamente consapevoli che la giustizia in Italia non funzioni al meglio ed è questo il motivo per cui in Parlamento in questo momento si sta lavorando in maniera molto intensa per riuscire a portare a casa questa riforma.